che abbiamo avuto circa 90 casi, 89-90 casi rispetto a 3 casi dell'anno scorso, quindi sicuramente un'implementazione, c'è stato un grosso numero, quindi vuol dire tanti casi. Un'impennata di casi di pertosse nell'ULSS 2 rispetto allo stesso periodo di un anno fa, un andamento che rispecchia quello che si registra a livello europeo e italiano. In Veneto nei primi 6 mesi del 2024 sono stati 643 i bambini colpiti, una situazione che ha portato la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ad emanare una circolare rivolta a tutte le aziende sanitarie. Dove ci viene chiesto, ovviamente nelle aree dove ci sono meno persone vaccinate, meno minori vaccinati per la pertosse, ecco, di aumentare l'informazione e di fare in modo che veramente tutti i minori si possano proteggere con la vaccinazione. Nella Marca il tasso di bambini vaccinati è del 94%, ma rimane una fascia di territorio provinciale dove la copertura vaccinale è ancora bassa, ed è qui che l'ULSS, anche attraverso i pediatri, sta lavorando con una campagna di sensibilizzazione. La pertosse è una malattia particolarmente contagiosa e in presenza di un caso scatta la profilassi per tutti i contatti stretti. Come per ogni patologia respiratoria, con l'arrivo della bella stagione ci si aspetta una discesa della curva. Adesso speriamo con la bella stagione che questi si riducano, ecco, però la vaccinazione resta ovviamente il must, cioè la cosa più importante da fare. Il timore infatti è che con il ritorno del freddo e la riapertura delle scuole i contagi possano tornare ad aumentare. È peggiore di questa sicuramente, perché stando girando chiaramente poi il rischio è proprio quello, se non si ha gente protetta, che poi la pertosse possa propagarsi sempre di più.